Ma mai il grano con il quale si fa il pane. E nemmeno la mamma a 90 anni aveva mai visto un campo coltivato a frumento all'Aggio di Cadore, 1000 metri sul livello del mare, frumento di montagna di una specie seminata qui dopo più di un secolo. Esattamente sono 140 anni che nessuno si rimetteva il frumento qui in queste località. Gli ultimi acini storici li abbiamo per Aurozzo e Pieve di Cadore e portano data 1870. Mi ha convinto un po' la gente anziana del paese che mi ha sempre detto ma guarda che una volta veniva, è sempre venuto, le macchine ci sono, l'attrezzatura c'era, ha detto perché no? E Matteo De Coppi è andato avanti, la sua azienda produce frumento ma anche verze, cavolfiori, finocchi, zucchine e il pregiato radicchio che qui per il clima freddo matura prima, ma fare l'agricoltore nel Cadore dove l'industria dell'occhiale ha lasciato solo macerie è una scommessa. Questa è una risposta concreta, dopo tanti discorsi, dopo tanto interrogarsi su quale sia il futuro e la vocazione che deve avere un territorio come il Cadore, che ha vissuto di occhialerie per tanti anni, che oggi si trova a un'economia rasa al suolo, l'agricoltura legata al territorio, anche in chiave turistica, è la risposta giusta. La tradizione come risposta ad una modernità che in Cadore ha fallito, tradizione che consente di non abbandonare le montagne e che tra l'altro fa riscoprire gusti perduti. Il pane, come 30-40 anni fa, ha un profumo diverso, un sapore diverso. E sulle